Buongiorno a tutti, buongiorno. Poi solo lì, Marcelo. Tutto ok? Quasi, sì, tranne la mia voce oggi, va bene. Oggi devo predicare con traduttore, ok? E siamo grati ao nostro Dio che siamo qua questa mattina a offrire un culto, lodare ao nostro Dio e sentire la sua presença. Tu che sei a casa oggi, che possa vivere questo culto con gioia, com alegria, perché c'è Dio. E quanto è bello camminare nella nostra storia, sapendo che c'è Dio. È Lui che ci sostiene. Abbiamo vissuto una settimana, un mese, stiamo partendo per un nuovo mese adesso a ottobre e quanto è bello sapere che Dio è stato con noi a settembre e Dio sarà con noi adesso a ottobre. E è questa certezza e sicurezza che noi camminiamo e vogliamo offrire un culto a Lui e che il tuo cuore in questo momento sia verso Dio. Tante volte vediamo un culto per vedere, analizzare, ma noi siamo qua per una cosa sola, aprire il cuore e manifestare verso la persona di Dio. E è Lui che è qua in mezzo a noi. E è Lui che vogliamo adesso vivere questa storia, questa vita solo con Lui. Apri il tuo cuore a Lui, apri i tuoi occhi a Lui e che tu possa sentire questa presenza dello Spirito Santo. È questo Spirito che si rivela. Preghiamo. Possa chiudere i tuoi occhi in questo momento. Possiamo pregare e parlare con il nostro Dio. E tu cominci a ricordare questa settimana. Quanto è stata bella, quanti combattimenti, ma allo stesso tempo ricordare che questa settimana Dio ha preso cura di noi, se siamo qui, Lui ci ha guidato, ci ha protetto e siamo grati. Quanto è bello sapere in ogni momento che abbiamo vissuto questa settimana, siamo stati alla presenza di Dio, al suo cospetto, di vedere la sua gloria. E abbiamo visto, sentito tante risposte di preghiere. Quando finisce un mese, è quanto interessante vedere tutto quello che Dio ha fatto con noi e con la sua Chiesa. Grazie. E oggi siamo qui, iniziare un nuovo mese, una nuova settimana, una domenica. E quanto è bello sapere che c'è Lui. Nostro Padre, questo culto è per te. Questo culto, Padre, è solo a te. Prendi cura, abbraccia, sostieni il tuo popolo, la tua gente, la tua Chiesa. E quelli che sono a casa possano sentire, oh Padre, la tua presenza. E sentire questo abbraccio, questo toccare tuo, la tua mano. Questa giornata, Padre, offriamo a te e con gioia, Padre, vogliamo vivere questa esperienza con te qua. Tu sei il nostro Dio. E questo culto, Padre, offriamo solo a te. Rivelati, oh Padre, è nel nome di Gesù che preghiamo. E grazie per tutto. Grazie per la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo adorare. Tu già hai dato un saluto alla persona al tuo fianco, un buongiorno. Tu conosci la persona che è vicino a te. Tu già hai dato un saluto alla persona al tuo fianco e hai detto adoriamo, Signore, insieme e che possiamo vivere questo culto di adorazione al nostro Dio. Amen, Chiesa? Amen? Cantiamo, adoriamo. Buongiorno. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti, gioia, perché questo luogo che noi ci riuniamo per lodare e ringraziare il Signore. Noi lodiamo il Signore perché Lui ci ha reso presente nella sua grazia, Lui ci ha salvato e Lui è presente nelle nostre vite tutta la settimana e oggi noi abbiamo questa opportunità di lodare il suo nome, ringraziarlo e celebrarlo insieme con la comunità. Vogliamo vedere te, Signore. Cantiamo insieme. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti,
Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Tu sei santo, Signore. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. alleluia tuo nome, Signore. E noi vogliamo adorare te, oh Padre. Voglio lodare te, sempre di più, voglio lodare te, sempre di più, il tuo volto cercherò, per sempre loderò, voglio lodarti, Alleluia. voglio lodare te, sempre di più, voglio lodare te, sempre di più, il tuo volto cercherò, per sempre loderò, voglio lodarti. Insieme. Tutti i miei battono le mani davanti al Signore, perché li tornerà. Tutti gli uccelli, Dio loda Dio il Signore. Tutti gli anni battono le mani davanti al Signore, perché li tornerà. Tutti gli uccelli, Dio loda Dio il Signore. Voglio lodare te, sempre di più, voglio lodare te, sempre di più, il tuo volto cercherò, per sempre loderò, voglio lodarti. Voglio lodare te, sempre di più, voglio lodare te, sempre di più, tuo volto cercherò, per sempre loderò, voglio lodarti.
te, Signore. Vogliamo lodare il Signore, Dio, nostro Dio meraviglioso che prende cura di noi. È il Dio buono, Dio con noi, Dio che ci aiuta, Dio che ci conduce. Oggi noi vogliamo celebrare il tuo nome, Signore, come Chiesa tua, ricordando, Signore, di tutto ciò che il Signore fa per noi. Non ricordando dei problemi, lasciando fuori dalla porta i problemi, perché oggi celebriamo a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore, che colui che ci dà, è colui che è con noi, colui che ci dà la vittoria ogni giorno. Amen? Amen? Noi dobbiamo avere vergogna di dire: Signore, io sono tuo, io sono figlio tuo. Io lodo il tuo nome, Signore. Io sono un privilegiato perché io posso svegliarmi alla mattina e avere la libertà di poggiare i miei piedi per terra e dire: io vado alla chiesa, vado a celebrare il tuo nome, Signore, perché tanti non lo possono fare, ma noi abbiamo questa libertà in questo paese e lodiamo l'Italia per quello, lodiamo il Signore per l'Italia, per questo, perché Lui ci dà questa libertà qui per fare questo. Amen? Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore dentro e ti do gioia che sei sempre con me. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Alleluia. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te. Conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te. Solo io, proprio io, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te. Solo io, proprio io. In ogni tua via sei perfetto, in ogni tua via sei perfetto, in ogni tua via per noi. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Proviamo la chiesa, Amato da te. la chiesa. Sono io, Proprio io. Amore innegabile che esplode tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò. Tu mi chiami ancora nel fondo il
amore profondo il tuo, amore profondo, amor, amor. Sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te, sono io, proprio io, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Vogliamo sentire la Chiesa? Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei. Ti senti amato? Proprio io, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, io sono amato da te, sono io, proprio io. Alleluia, Signore, noi sappiamo che tu sei un Padre meraviglioso, come la tua parola dice, se quelli che sono cattivi danno tutto a quelli che vogliono i figli, no? E immagina, Padre buono che sei, se tu non farai quello che abbiamo bisogno, se tu non farai quello che noi abbiamo bisogno per le nostre vite, per il condurre, per insegnare ai nostri figli. E noi chiediamo, Signore, che tu possa accendere fuoco dentro di noi ogni volta, che noi possiamo cercare il tuo volto ogni volta, Signore, cercare nella tua parola, Signore, questo insegnamento, cercarti, Signore, perché noi dobbiamo cercare il Signore. Il Signore non distrugge la porta e entra, il Signore bussa alla porta. E noi dobbiamo andare incontro a questo Dio che ci parla con voce dolce e dice: vieni da me, perché io ti darò il riposo. Alleluia. E mentre noi dormiamo, questo Dio lavora per noi. Ed è vivo il nostro Dio. Alleluia. Sei qui, ti muovi fra di noi, adoriamo.
questo sei Signore, tu sei miracoloso, unico luce, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 dichiara la Chiesa, questo sei Signore, 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 la Chiesa. Stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, questo sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 tu sei, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Alleluia, Signore, questo sei, Signore. Lodato sia tuo nome, Signore, in tutta la terra. Amém. Lodato sia teu nome, Senhor. Potete sedervi. Amém? Quanto è bello adorare il nostro Dio in questo modo e vedere la Chiesa con questa gioia. Quanto è bello, la Chiesa che appartiene al Signore. E stiamo vivendo questa ricchezza di sentire questo Dio che ci guida, che ci parla, che si rivela in mezzo a noi. E questo è prezioso. Abbiamo cantato qua che c'è un Dio che fa dei miracoli, un Dio che prende cura, un Dio che guarisce. Anche la mia gola qua oggi ha bisogno di guarigione, ok? Ma preghiamo adesso. Possiamo pregare uno con l'altro. Prenda una persona al tuo fianco. Facciamo un momento di preghiera a 2 persone, 3 persone, 4 persone, ma fai un gruppo.
e prega per questa persona. La Chiesa è un luogo di guarigione. Noi siamo arrivati qua, abbiamo bisogno di essere guariti, abbiamo bisogno di sentire la mano del Signore. E forse la persona a tuo fianco está portando um dolore, está portando uma sofferenza. Preghiamo per gli altri adesso. Nosso Padre, quanto è prezioso stare insieme con i fratelli e sorelle, intercedere, pregare, perché sicuramente noi arriviamo qua con le nostre ferite, con i nostri dolori, con il nostro grido a Te. Tante volte, Padre, noi non vogliamo condividere con nessuno e forse anche neanche con Te. Ma quando apriamo il nostro cuore a Te, oh Padre, questo grido arriva alla Tua presenza e Tu esaudisci e vieni e guarisci. Ti ringrazio, Padre, perché in questo momento la Tua gente, il Tuo popolo, Padre, intercede. E quando la preghiera arriva al Tuo trono, la Tua grazia, misericordia, vengono su di noi a portare una liberazione. Grazie, oh Padre, perché il luogo di guarigione è dove c'è lo Spirito Santo, la Tua presenza. E è qui. Vieni, Signore. Vieni, Signore. E sia con questa persona qui, qua, al mio fianco. La Tua mano, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Stiamo camminando qua nel libro dei Atti, stiamo parlando dell'ultima parte. Ho lasciato la mia acqua qua. E l'ultima parte di Paolo, prima di andare proprio in prigione a Gerusalemme, proprio di andare in prigione a Roma. E Paolo stava facendo il suo congedo, già abbiamo fatto 2 prediche e oggi è la parte finale di questo congedo storico di Paolo là con la sua chiesa. C'è qualcuno? C'è un concorrente oggi qua? Ok, Atti 20, 25 a 31. Atti 20, 25 a 31. E dice così: E ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato, predicando il reino, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro questo oggi, di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pace la Chiesa di Dio, che Ele ha acquistata con il proprio sangue. Ma io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi, rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Quando stavo preparando questo messaggio, ho predicato domenica scorsa a Belluni Corneliano, e una persona, pastore Caio, ma tu prepara questo messaggio quando? E ho detto a loro, o livro di Atti nós stiamo lavorando dall'inizio dell'anno e abbiamo messo già tutti gli argomenti per ogni domenica. E un esempio, per il prossimo anno já abbiamo messo tutti gli argomenti da gennaio fino a maggio, giugno, che sarà o livro di Efesini. Ossia, noi abbiamo tutto l'elenco di predica.
Perché la persona dice, quando viene questi argomenti, sembra che stai parlando proprio di una storia che stiamo vivendo proprio in mezzo della Chiesa. Io ho detto, parla con lo Spirito Santo. Non c'entra niente con me, neanche com o pastor Alessandro. Perché quando abbiamo pregato per organizzare il messaggio, un esempio, Ati, abbiamo iniziato a febbraio. E stiamo andando qua já o capítulo 22. E próxima domenica o pastor Alessandro estará continuando com esse capítulo. Così nós sempre preparamos, sempre com anticipo, guidato do Spirito Santo. E questa persona mi ha detto, ma come lo Spirito Santo agisce in mezzo alla Chiesa? È l'opera dello Spirito Santo che sempre ti sorprende. Perciò sempre la parola di Dio è aggiornata. Ci sono tante persone che dicono, ma la parola di Dio è qualcosa antico, è del passato. La parola di Dio è la stessa e ha il potere oggi e per tutta l'eternità, perché è la parola di Dio. Perciò la parola si rivela come Dio vuole. E Paulo, qua in questo congedo, stava parlando com i líderes della Chiesa delle cose che stavano per succedere dentro della Chiesa. E non solo in quel periodo in Atti, ma anche per tutta la storia. Perciò che la parola è stata registrata, in modo che io possa sapere quello che è successo là a Gerusalemme, a Efeso, a Mileto, dove era Paulo, succederà anche con noi. Perché la parola è stata rivelata per la nostra storia di oggi. E perciò quando Paulo stava parlando delle cose molto interessanti, che la Chiesa di Dio è preziosa. La Chiesa di Dio è meravigliosa e stupenda. La Chiesa di Dio ha il potere che ha ricevuto dal Signore per agire in mezzo alle persone e portare le persone a essere una nuova creatura. Noi tante volte vogliamo diminuire la potenza e la grandezza della Chiesa di Dio. Perciò che la Chiesa di Dio è l'unica organizzazione che ruba le persone che erano nelle mani del diavolo, le persone che erano viziate, che erano nella potenza del nemico e adesso cominciano a vivere il potere dello Spirito Santo e vivere la liberazione. Non esiste un'altra organizzazione che fa questa opera, è la Chiesa di Dio. Perciò che la Chiesa di Dio può penetrare ovunque sia, sarà protetta dal Signore e può invadere qualsiasi posto a portare luce dove ci sono le tenebre. È la Chiesa di Dio. E noi non possiamo togliere la potenza di questa Chiesa. E chi è la Chiesa di Dio? La Chiesa di Dio non è una denominazione. La Chiesa di Dio sei tu. Siamo noi. Un fazzoletto. La Chiesa di Dio siamo noi come persone, perciò che Dio unisce un solo popolo e questa Chiesa diventa nello Spirito Santo la potenza di Dio per trasformare la società e trasformare le persone. E perciò che Paulo era molto preoccupato in quel momento che cosa poteva accadere e succedere con la Chiesa di Dio. Io vorrei lavorare questo messaggio in 5 punti importanti. O valore che la Chiesa di Dio. Tutti noi dobbiamo stare attenti alla Chiesa. Ci saranno sempre lupi rapaci. Arriveranno. Ci sono in mezzo a noi degli inganatori. È quello che Paulo stava dicendo. Perciò che Paulo finisce questo argomento qua usando una sola parola. Quale? Vegliati. Primo punto. O grande valore della Chiesa di Dio. E qua Paulo stava dicendo, la Chiesa di Dio che ele ha acquistata con il proprio sangue. Quando stavo leggendo questo messaggio, stavo pensando, o quanto io sono prezioso agli occhi di Dio. Gesù ha versato il proprio sangue per me. O quanto tu sei prezioso agli occhi di Dio. Perché Gesù versò il proprio sangue per te. La Chiesa di Dio è preziosa, carissimo. Tu sai che la persona al tuo fianco è preziosa? Tu sai che la persona vicino a te è preziosa? Perché la dimostrazione della preziosità di questa Chiesa, di questa persona, è perché c'è il sangue di Cristo Gesù. Perciò è stata acquistata non con euro, con dollaro, con oro, con l'argento. È stata acquistata con quale modo? Sangue prezioso di Cristo.
Se un giorno tu ti senti in quel momento di bassa autoestima, per favore, vá davanti allo specchio e ricordati di questo testo. Io sono stato acquistato per il prezioso sangue di Cristo. Io sono prezioso agli occhi di Dio. Cristo Gesù è morto sulla croce e ha versato il sangue per me. Perciò la Chiesa di Dio è preziosa. Tu non riesci a immaginare o quanto è prezioso questo sangue. Tra poco staremo celebrando la cena do Signore. Nós non riusciamo a immaginare la grandezza di questo sangue. Ma è prezioso. La Chiesa è stupenda. La Chiesa di Dio può portare guarigione e trasformazione alle persone. Nella Chiesa di Dio, una famiglia arriva, un matrimonio infrantumato, arriva con un rapporto di genitori e figli completamente distrutto. E quando questa famiglia arriva nella Chiesa, questa famiglia sarà trasformata pelo potere di Cristo, l'azione dello Spirito Santo, e questa famiglia resterà nella Chiesa vivendo questa gloria del Signore. E nella Chiesa di Dio, che la persona arriva qua spezzata con la dipendenza dell'alcol, della droga, della prostituzione, della pornografia. La persona arriva qua completamente distrutta, ma quando arriva nella Chiesa, vede la trasformazione che lo Spirito Santo comincia a agire e trasformare questa persona. E questa persona rimane nella Chiesa guarita dallo Spirito Santo di Dio. E nella Chiesa di Dio che arriva delle persone pensando al suicidio, pensando a distruggere la propria vita. Ma è dentro della Chiesa che la gloria di Dio si manifesta. E questa persona comincia a sentire o quanto è amata dal Signore, o quanto è preziosa, e abbandona tutto questo. E rimane nella Chiesa a vivere questa gloria di Dio. E nella Chiesa di Dio che arrivano i nostri adolescenti. E questi nostri adolescenti che vivono questa tendenza di autolesionismo, bassa autoestima, con questa tendenza di sofferenza, di dolore, ma loro si sentono amati, si sentono preziosi e cominciano a vedere o quanto sono amati dal Signore tramite le persone. E questo gruppo di adolescenti rimangono qua a adorare e a glorificare il Signore. È nella Chiesa di Dio che esistono queste manifestazioni. Non esiste nessuna altra organizzazione, nessun altro processo che può trasformare una persona. È solo il Signore. Quando mi sono convertito, io avevo tanta dipendenza e ho trovato un gruppo di persone che mi hanno abbracciato, mi hanno amato, e lì ho trovato vita, e lì ho trovato veramente il senso di essere umano. Io penso che tutti voi avete trovato dentro della Chiesa il senso, il significato veramente di sentirsi una persona amata. Perciò io devo sapere che nella Chiesa di Dio c'è il sangue di Cristo Gesù. Una domanda un po' delicata. C'è qualcuno di qua che già ha parlato di una Chiesa? O solo io qua? Io, 2, 3, 4, ok. 5 coraggiosi. Se è una Chiesa che non ti piace, non parli di questa Chiesa. Perché in quella Chiesa là c'è il sangue di Cristo. Tante volte noi abbiamo il senso della critica per cercare di annullare il potere del sangue di Cristo che è stato versato in quella Chiesa. Ma no, là c'è il potere del Signore. E nonostante che è diversa del mio modo di essere, là c'è il potere del sangue di Cristo e lì ci sono le persone che sono state trasformate e io non posso avere l'arroganza di sentirmi il mio giudizio più alto di quello che Cristo ha fatto con quella Chiesa. Ogni Chiesa c'è l'amore di Dio. Ogni Chiesa c'è la celebrazione al sangue di Cristo. E tante volte noi non siamo d'accordo, non è il nostro modo di essere, ma lì c'è un valore più prezioso del mio modo di essere. Quante persone sono state trasformate in quella Chiesa che per me io dico, non è mio stile. Ma se le persone trasformate. Qualche tempo fa sono andato a una Chiesa e ho pensato, non è mio stile. Non mi sento bene qua. Ma dopo sono uscito e ho detto, Caio, che arroganza tu ce l'hai. In quella Chiesa è stato celebrato il nome di Gesù, è stato predicato la parola. Loro hanno cantato, hanno adorato il Signore. Loro hanno manifestato gloria al Signore. E che tu sei, Caio, per dire queste cose? In quel momento viene la vergogna e dire, non posso. In quella Chiesa c'è l'amore di Gesù. In quella Chiesa c'è la celebrazione.
Eu não posso prendere un posto che non appartiene a me. La pazzia umana, e purtroppo tante volte a nossa, è offendere quello che Cristo Gesù ha salvato, ha liberato e ha versato sangue. La pazzia umana dei cristiani tante volte è portare delle parole per distruggere quello che il sangue di Cristo Gesù sta costruendo. La Chiesa di Dio è preziosa, è l'amore di Dio. Perché manca tante volte il nostro timore. Noi dobbiamo vedere la grandezza dell'acquisto della Chiesa di Dio con il sangue di Cristo. Tu sei stato acquistato. Questa Chiesa è stata acquistata. Gesù versò il suo prezioso sangue per la persona al tuo fianco, per ogni persona qua. O quanto noi siamo importanti. Tu sei stato creato per un proposito divino. E quando noi abbiamo perso questo proposito, Gesù versò un sangue, in modo che io possa ritornare a questo proposito divino e celebrare il Signore. Perciò che Paolo stava parlando a quelli leaders negli ultimi momenti e dicendo: la Chiesa che è stata acquistata con prezioso sangue di Cristo. Sei tu, siamo noi. O quanto noi dobbiamo proteggere questo senso di Chiesa. Noi non possiamo perdere questa azione di Dio. E Lui ha fatto un'azione miracolosa per la nostra vita. Dio ha fatto un'azione stupenda che ha guarito la nostra anima in mezzo alla Chiesa di Dio. Io non posso oppormi a quello che Dio ha deciso di fare. Perciò Dio ama te, Dio ti ama e Dio dimostra che ti ama versando sangue. Dio ti ama perché c'è un sangue di Cristo. Quando tu cominci a vedere tuo fratello, tua sorella che sono diversi di te, tu puoi dire: c'è il sangue di Cristo in quella persona. Vieni qua fratello, vieni qua sorella. Stiamo insieme in un solo proposito. E questa è la Chiesa. Perciò soltanto Cristo per fare questo grande valore e Lui ha fatto. E quando staremo celebrando qua la cena del Signore, io mi ricorderò questo sangue per me e questo sangue per il mio fratello e per la mia sorella. Paolo comincia questo argomento qua dicendo: la Chiesa è stata acquistata con prezioso sangue di Cristo. E questa Chiesa sei? Sei tu. Questa Chiesa sei tu. Siamo noi. Non è una denominazione. È il sangue di Cristo nella tua storia, nella tua vita. E l'altro punto, vendo il punto numero 2, e Paolo dice qua: badate a voi stessi e badate anche a tutto il grande. La Chiesa è fatta delle? Che tipo di grande è questo? La Chiesa è fatta dei pecore. Tu sei una pecora. Tu sei una pecora. E è interessante che Gesù usa questo animale perché un animale, quali caratteristiche di una pecora? Ci sono diverse caratteristiche molto interessanti. Chi ha già lavorato con pecora qua? Já sei stato in campagna? Já ha lavorato con le pecore? Qualcuno o no? Ah, ok, non sono da solo qua. Le pecore ci sono caratteristiche molto importanti. Non è un animale offensivo, è molto ingenuo. La pecora è un animale molto passivo, è molto mansueto. È la pecora. La pecora non riesce a affrontare una difficoltà. È la pecora. Siamo noi. E è interessante che la pecora prende delle malattie ogni momento. Per un periodo della mia vita io lavoravo con le pecore e quando arrivavo a casa, Assi mi diceva: prima di entrare a casa, togli un po' questa tua tuta qua e entra per l'altra porta perché tu puzza tanto. Sono le pecore. E le pecore è interessante, prendono le malattie su artigli, non le zoccoli, sulla bocca. E noi dobbiamo prendere cura della bocca, aprire la bocca, vedere i denti, ma sono pieni di malattia, i zoccoli pieni di malattia. Sono le pecore. Ma che cosa la Bibbia dice? Che io devo prendere cura. Badate per prendere cura del tutto il grande. Così tu sei, io sono una persona che tra poco avrà una malattia. Tu sei, io sono una persona molto docile, molto mansueta. Noi siamo così. Noi siamo delle pecore.
E é interessante que per lavorare con le pecore, tu non puoi prendere la pecora qua come si fa con cane e con gatto. Tu devi abbracciare la pecora. Tu devi mettere tutto il tuo corpo sulla pecora e abbracciare e cominciare a aprire la bocca e lavorare sui zoccoli della pecora, ma abbracciato con la pecora. È solo in questo modo che la pecora rimane ferma. E Paulo stava parlando di questo, del gregge. E Gesù stava parlando che noi siamo delle pecore. Così io devo riconoscere quanto io sono una persona sensibile e allo stesso tempo io sono una persona molto docile. Io non riesco a immaginare tante volte il rischio della mia vita. Perciò la Chiesa è un luogo dove le pecore arrivano ammalate, sensibili, con tanta sofferenza, ma devono rimanere dentro della Chiesa per vivere la trasformazione, la guarigione e sentire questo abbraccio. Perciò o quanto è prezioso sentire che c'è qualcuno che si importa con me, ma non importarsi. Come stai Emanuele? Tutto bene? Ok, ciao. No, vieni qua Emanuele. Come stai? Raccontami un po' di te. E in questo modo che significa essere Chiesa, badate a voi stessi e proteggere questa pecora, e proteggere questo gregge. Noi dobbiamo sorvegliare per le pecore e per il gregge del Signore. Una piccola domanda adesso. Tu ti importa con il gregge che c'è qua in mezzo a noi? Con le pecore? Tu conosci la sofferenza delle persone che oggi stanno vivendo qua in mezzo a noi? Io devo importarmi con queste persone, io devo abbracciare, io devo prendere i zoccoli e vedere quello che puzza tanto e togliere quella ferita e liberare. È questo senso di badare e prendere cura. Perciò che Gesù, quando stava dando l'ultimo congedo a Pietro, lui fa quella domanda: mi ami Pietro? Qual era stata la risposta? Sì, ti amo Signore. E Gesù risponde lì 3 volte in 3 modi diversi. Prendi pascere i miei agnelli, pastura le mie pecore, pascere le mie pecore. Lui usa pascere e pasturare, lui usa agnelli e pecore, perché lui sa la diversità tra un agnello e una pecora. E lui sa la diversità di pascere e pasturare. Pascere, io devo stare completamente attaccato. Pasturare, io devo essere presente. E Gesù dice questo a Pietro, e Pietro non riusciva a capire quello che Gesù stava insegnando. Perciò Gesù stava parlando in quel momento: prendi cura del mio gregge. E noi dobbiamo prendere cura dei nostri greggi, delle nostre pecore qua intorno a noi. Non solo i pastori. Noi abbiamo piccoli gruppi di studio durante la settimana. Tu stai partecipando di un piccolo gruppo o no? E se tu stai partecipando, è lì che è un luogo anche di guarigione. Noi studiamo la parola, noi cantiamo, noi condividiamo, ma lì è un luogo di guarigione dove io condivido anche la sofferenza della mia anima o la gioia della mia anima. Badate a voi stessi per prendere cura del gregge del Signore. Io devo prendere cura, perciò io devo mantenere l'unità di un corpo. E è questo senso di essere Chiesa di Dio, mantenere l'unità di un corpo. E noi dobbiamo mantenere l'unità di un corpo. È lì che è il gregge, perché è tramite l'unità di un corpo che esiste il riconoscimento che Gesù è venuto in terra. Perché tramite l'unità di un corpo è lì che c'è il riconoscimento che c'è Gesù in mezzo a noi. Giovanni 17:21, che siano tutti uno, come tu, ó Padre, sei in me, io sono in te. Anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il mondo crederà che esiste Cristo Gesù e che Gesù è venuto in terra quando noi stiamo uniti, insieme. Tu conosci il fratello, la sorella che è a tuo fianco oggi o no? Deve essere sincero. Pastore, eu non conosco questa persona al mio fianco. Approfitta questo momento. Buongiorno, piacere, io mi chiamo, dica il tuo nome. È questa la Chiesa. È questo essere gregge. È questo essere prendere cura. Altrimenti noi siamo qua soltanto di un gruppo di persone dentro di un'associazione.
mas nós siamo la Chiesa di Dio che prendiamo cura uno degli altri e ci sosteniamo. È vivere unità, è vivere il perdono, è vivere la liberazione. Perché ogni tanto una pecora lá caminhando sbaglia e passa sopra un'altra pecora. E questo succede. E l'altra pecora che è sensibile, perché tutte le pecore sono sensibili. Ah, quello ha scavalcato su di me, ha battuto in me, mi ha picchiato. No. E lì Gesù dice, perdona, ma che mantenete lo stesso corpo, lo stesso grade. Perdona. Sim, ma quella pecora lá estava com alta velocidade. Perdona. State assieme. E è questo il grade del Signore. Perciò badate a voi stessi e tutto il grade del Signore che mantenete questa unità di corpo. Badate a voi stessi, vigilate, perché c'è un nemico che vuole distruggere questo grade. Perché è l'unità che fa vedere Cristo. E o nemico non vuole che Cristo sia visibile in questo mondo. Che cosa o nemico fa? Spacca, divide. È l'unità che si fa vedere chi è Gesù. È nell'unità che si fa vedere l'amore della guarigione. È nell'unità che si vede il perdono. È nell'unità che si vede la grazia. O nemico non piace vedere l'unità, vuole distruggere. Quando tu sei sposato con tuo marito e la tua moglie, o nemico che cosa ha voluto fare per tanti anni? Separare. Ma Dio ci ha unito, un solo corpo. E è questo senso di essere o grade come Chiesa. Badate a voi stessi, vigilate, perché o nemico vuole distruggere. Perché o nemico è pronto per inserire dentro di questo grade divisione e morte. C'è un cartoon che mi piace tanto, io sono ancora con 62 anni, ma c'è una cosa che mi piace tantissimo. È vedere certi cartoni animati del mio tempo quando eu era adolescente. C'è qualcuno qua con la mia età che ancora vede Tom e Jerry o solo io? Solo io che sto là guardando Tom e Jerry? Solo io che sto guardando anche qualche cartoon? Carissimo, lì mi fa rilassare. Ma c'è uno che c'è un cane che prende cura di un grade di pecora e c'è un lupo che sta sempre cercando di entrare e distruggere. Avete visto? Non mi ricordo come si chiama in italiano quello, no? E è interessante che questo lupo fa di tutto per distruggere quello cane che sta sempre con gli occhi chiusi così, ma quello cane percepisce e protegge il grade. E quando il lupo vede una pecora da sola, cerca di andare di là, ma il cane va di là e prende e protegge. È questo grade che deve stare sempre unito in un solo corpo. E è in quel modo che c'è la protezione. Perciò il nemico vuole uccidere, ma c'è l'unità che ci unisce e che protegge. La tristezza, o pianto di Paolo è che Paolo diceva, sto ammonendo per 3 anni, in modo che la Chiesa possa essere unita in un solo corpo. E con le lacrime. Perciò che Paolo in quel momento stava facendo il suo congedo piangendo, perché sapeva di questa situazione. E adesso entra la parte critica. E o versetto seguinte. Io so che dopo la mia partenza, che cosa dice lui? Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi, che cosa? Lupi? Ma che tipo di lupi? Rapaci. Non è solo lupi, rapaci. I quali non risparmieranno il grade. Io so che dopo la mia partenza. E ci sono 3 parole interessanti in questo testo. Lupi, rapaci e non risparmieranno. Noi tante volte abbiamo ideali della perfezione della Chiesa, che tutto funziona bene, che la Chiesa avrà sempre pace. Per favore, in questo mondo no. Che cosa Paolo stava dicendo lì? Io so che dopo la mia partenza arriveranno lupi. Che cosa fa o lupo? Divora, distrugge. Distrugge o grade do Signore. E questo succederà. Perciò Paolo qua dà un'espressione fortissima, lupi rapaci. Io so che arriveranno. E può darsi che in quel momento i líderes della Chiesa, não Paulo, tu andrà via, ma noi non permetteremo. Paolo ha detto, io lo so che questo succederà con la Chiesa di Dio. Quando i lupi arriveranno, loro faranno un disastro, perché loro portano alla morte. Loro distruggono le pecore. Loro distruggono l'unità del corpo di Cristo.
E come é a morte de uma pecora dentro della chiesa? Quando uma pecora perde la gioia. Quando uma pecora perde la gioia di servire, una gioia di adorare, una gioia di cantare, una gioia di stare insieme, una gioia di leggere la parola, una gioia di condividere, è perché o lupo è arrivato e ha distrutto quella pecora. Perciò tante volte noi trascuriamo o senso che noi stiamo vivendo sempre um alto rischio. O quanto é importante estar proteto dal grande, o quanto é importante estar vicino ao pastore, o quanto é importante estar vicino alle persone che mi proteggono. Perché altrimenti io sono molto mansueto, io sono molto docile, io sono molto innocente e io come pecora posso essere divorato dai lupi. E quando eu percepisco, la mia gioia já è andata e o lupo já ha fatto una festa con me. E Paulo stava dicendo, i lupi arriveranno. I lupi vengono per togliere la gioia e vengono per togliere l'unità della Chiesa e portano via le pecore. Succede? Tu já hai pianto per qualche pecora che è andata via? Solo io? Tu já hai pianto per qualche pecora che sia andata trascinata da un lupo? Succede? E Paulo stava parlando questo in quel periodo, 2000 anni fa. E perciò che sono tanti sforzi che noi facciamo, ma i lupi non risparmiano, stanno sempre pronti per lavorare. O diavolo está sempre pronto per distruggere. O diavolo lavora. Chi dorme sono i credenti. C'è una storietta, noi sappiamo, che c'era una piccola chiesa all'interno di un paese e c'era una signora anziana che non parlava di nessuno. E c'era un gruppo di là che hanno deciso, vediamo se quella signora non parlerà di qualcuno. E sono andato a casa di quella signora e hanno cominciato a parlare di una persona e la signora parlava bene. E uno ha detto, adesso vedremo. O diavolo, come è cattivo, no? Come il diavolo fa delle cose brutte, no? E quella signora risponde, come lui lavora. Ossia, quella signora non parlava neanche do diavolo perché riconosce che lui lavora. Mentre noi stiamo chiudendo gli occhi all'unità della Chiesa, mentre noi stiamo chiudendo gli occhi a stare attaccato alla parola, alla preghiera, a una vita consacrata al Signore, o diavolo sta cercando di entrare come un lupo rapace per distruggere, per rubare, per ammassare. E lui viene in questo modo. Perciò le pecore sono molto docili, semplici, ingenue. Perciò che non si lasciano essere molto coinvolte con i lupi. Ma noi non possiamo stare con gli occhi chiusi. L'altra parola importante per voi. I lupi non hanno grazia e neanche misericordia. Lupi sono rapaci, vengono per distruggere. Non pensate che tu puoi negoziare con i lupi, perché il lupo viene per portare alla morte. La grazia e la misericordia è solo con il nostro Dio. Loro non hanno questo. Così quando loro arrivano è per distruggere. Le pecore e i leader devono stare molto attenti per impedire che i lupi rapaci possano distruggano il gregge di Dio. Quarta caratteristica che Paolo stava parlando in quella chiesa. Sono in mezzo a noi anche delle persone per ingannare. Anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro chi? Anche i discepoli. Ossia Paolo stava dicendo, saranno in mezzo a noi delle persone che cominciano a insegnare delle cose perverse, cose cattive, inganno, bugia, per trascinare quale gruppo di persone? Non solo le pecore semplici, anche i discepoli. Sono in mezzo a noi, ma non sono i nostri. Chi si ricorda di 1 Giovanni 2,19? Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché si fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Paolo stava guidando gli anziani e i leader di quella chiesa di questo fatto. Perché ci sono le cose perverse che saranno insegnate in mezzo a noi. E quanto è importante che noi dobbiamo stare attenti con la conoscenza della parola e dire, questo non è vero. O quanto è importante avere la conoscenza della verità per dire, questo non è vero.
Paulo stava insegnando ai líderes, perché loro insegneranno delle cose. Non sono qua soltanto per portare qualche parola, ma per insegnare le cose cattive. Una chiesa è consolidata nella parola. Una chiesa è fortificata nella parola. E questa parola, insieme alla preghiera, c'è un modo di resistere a questo insegnamento delle cose perverse. La Chiesa deve essere salda nella conoscenza della parola do Signore, in modo che eu possa rifiutare questo insegnamento perverso. Se la Chiesa non legge questa parola, há un rischio molto grande di cadere in questa trappola. Matteo 13, un testo che noi conosciamo, 25. Ma mentre gli uomini, che cosa stavano facendo gli uomini? Dormivano. Viene un nemico, che cosa fece? E seminou le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Versetto 28. Ele disse loro, un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero, voi che andiamo a coglierla? Ma ele rispose, no, affinché colhendo le zizzania não sradichiate insieme com esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e ao tempo della mietitura dirò ai mietitori, cogliete prima delle zizzania, legateli in fasce per bruciare, ma il grano raccoglielo nel mio granaio. Perché mentre noi stiamo dormendo, il nemico viene e semina. E dopo si deve fare la raccolta. E la raccolta si fa quando? Novamente um linguaggio di un contadino, si fa quando? Ci sono i frutti. La raccolta si fa con la separazione quando ci sono i frutti. Perché le zizzania non producono il grano. L'alto produce il grano, produce il frutto. Perciò io devo stare attento che in quel momento che non c'è il frutto, non faccio niente. Ma quando viene adesso il frutto, è lì. E lascia che Dio farà la separazione. È l'opera sua. È Dio che protegge la sua Chiesa. Quando vediamo la sofferenza, quando percepiamo che la Chiesa è perseguitata, e quando le sorgono le persone con false dottrine per trascinare la gente, è quel momento che io devo stare attento e dire, Signore, fa l'opera tua. E il Signore fa. E i suoi angeli agiranno e toglieranno. Ma io devo percepire con i frutti. E nel momento del frutto è lì che io proteggo la Chiesa del Signore. Se non ci sono frutti, non è della Chiesa. Non c'è il Spirito Santo. Perciò io devo stare attento perché il grano produce il frutto. Zizzania no. Quando la Chiesa deve essere zelante, quando la Chiesa deve essere basata sulla dottrina, la Chiesa sarà protetta. E è in questa parola. Saranno sempre in mezzo a noi, ma non sono dei nostri. Verranno a insegnare delle cose perverse. E quando io conosco la parola, io percepirò che questo è perverso e questo non è di Dio. È lì che c'è la protezione della Chiesa. E l'ultima parte, una sola parola. Qual è l'ultima parola? Vegliate. Perciò, vegliate. Dobbiamo stare attenti. Una domanda semplice. Tu stai frequentando qualche incontro di preghiera della Chiesa? Lunedì alle ore 21. Per gli uomini martedì alle ore 6. Giovedì alle ore 20. E se tu vuoi un lauto orario, organizziamo e facciamo. La Chiesa deve stare con gli occhi aperti. Chiesa vegliati. Quando ci sono i frutti, è lì che il nemico vuole distruggere. Chiesa vegliati. Quando ci sono i miracoli, guarigioni in mezzo alla gente, è lì che il nemico vuole distruggere. Chiesa vegliati. Perché se noi non stiamo vegliando per la Chiesa di Dio, il nemico viene e distrugge e semina le zizzanie. Chiesa vegliati. In questo periodo io e il pastore Sandro stiamo pregando tantissimo per i nostri adolescenti e anche giovani. Perché stanno producendo dei frutti. E frutti preziosi di trasformazione. Che cosa vuole fare il nemico? Rubare. Andare a pescare là. Vuole rubare. Perché lui sta vedendo i miracoli che stanno succedendo con gli adolescenti e i giovani in questa chiesa.
Dá um ano e mezzo que nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa com o nosso jovem e adolescente. E convida a transformar-te. E o inimigo, não pode continuare così. Andiamo a distruggere. Chiesa, pregate per i vostri adolescenti, per i vostri figli, per i vostri giovani. Pregate. Perché loro devono vivere e godere di questa gioia di liberazione in Cristo Gesù. E se noi non stiamo vegliando per i nostri adolescenti e giovani, che cosa farà un nemico? Lui non dorme. Semina zizzania e quando percepiamo, dove saranno i nostri figli? Questa settimana io e o pastor Sandro stavo condividendo perché ci sono un elenco di chiese in Italia che stanno dicendo perché nelle nostre chiese non ci sono giovani e adolescenti. E loro stanno facendo dei documenti su questo argomento. E io e Sandro dicevamo, ma è strano perché da noi oggi ci sono tanti giovani e adolescenti. E tra 2 settimane noi dobbiamo condividere questa esperienza che stiamo vivendo qua. Preghiamo per i nostri giovani e adolescenti, perché loro hanno bisogno delle nostre preghiere. Fate dei sforzi per portare i vostri figli alla conoscenza di Gesù. Fate dei sforzi immensi perché i vostri figli possano scoprire questa gioia nel Signore. Che cosa faremo tra 2 mesi? Winter? Dove è wow? Já avete iscritto i vostri figli? Sono soltanto 42 posti letti. Ok, giovani e adolescenti, andiamo. I genitori portate i vostri figli. Perché è prezioso vedere questa vita che loro stanno camminando con il Signore. È lì, vegliati, perciò vegliati, Chiesa. Paulo cercava di ammonire la Chiesa, di aprire gli occhi della Chiesa spirituale. E Paulo diceva, con le lacrime io facevo questo. Perché loro non percepivano il rischio che esisteva con i lupi e con insegnamenti perversi. Loro non riuscivano a percepire il rischio di perdere un figlio. Vegliati, Chiesa. E Paulo escreveva com pianto. La Chiesa, o grade deve essere pronta, attenta a tutti i rischi. O rischio di perdere è sempre alla porta. E è interessante che Paulo parla di lupi rapaci, ma Pietro parla di quale è l'altro animale? Leone ruggente. Leggiamo questo testo di prima Pietro. Siate sobri. E dopo qual è la prossima parola? Vegliati. È Pietro, non è Paulo qua. Siate sobri, vegliati. A parola di Dio è sempre collegata, è stupenda. E o vosso avversario, o diavolo, vai attorno come un... Adesso non è un lupo rapace, ma è un leone ruggente, cercando chi possa devorare. Che cosa vuoi fare questo leone? Divorare. E qua è interessante, la Chiesa non scappa do diavolo. La Chiesa resiste perché ha il potere di Dio, ha il potere dello Spirito Santo, ha la gloria di Dio. La Chiesa resiste, la Chiesa non scappa. Resistete stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono ai vostri fratelli sparsi per il... Quello che la Chiesa soffre qua, la Chiesa in Brasília, in Romania, in Albania, in África, in Ásia, in Vietnam, la Chiesa soffre allo stesso modo, perché il nemico vuole distruggere. E questo leone ruggente qua si trova un spazio, entra, penetra. Questo lupo rapace, si vede una pecora dormendo, penetra per distruggere. Perciò Paulo usa questa espressione lupi rapace, Pietro usa questa espressione leone ruggente. E è interessante che loro stanno dicendo, vegliate Chiesa, proteggete i vostri figli, proteggete il vostro gregge, proteggete un agli altri. O nosso combattimento è continuo. Se tu vuoi andare in pensione e riposare, tu devi chiedere a Dio che cosa? La morte. Perché in questa terra non ci sarà riposo mai. Perché stiamo combattendo contro il nemico della nostra anima. Stiamo combattendo contro il nemico del mio gregge. E lui non si ferma per distruggere la nostra vita. Noi dobbiamo continuare a combattere sempre. Chiesa, vegliate, pregate, state attenti. Noi dobbiamo stare attenti. Vegliate e agite per proteggere la Chiesa di Dio. Proteggete uni agli altri.
Dio ci ha chiamato a questo. Perciò che Paolo stava dicendo, è il mio congedo. Sto andando via, non vedete più la mia faccia, io vi lascio questo ultimo consiglio, perché i lupi rapaci arriveranno, perché insegneranno le cose perverse, per portare via i discepoli. Ma vegliate, cercate di proteggere questa chiesa, che sta un grande combattimento. Chiesa Battista Treviso, chiesa di Dio qua, vegliate, proteggetevi uno agli altri. Preghiamo. Preghiamo uno per gli altri. Pensi a una persona. Io vi prego di pregare per gli adolescenti oggi. Anche per i giovani. Preadolescenti. I nostri bambini. Pregate per le nostre famiglie. Tra poco faremo un convegno di coppie, preghiamo per le coppie. Preghiamo che gli uomini di questa chiesa possano essere sempre servitori, che le donne allo stesso modo. Preghiamo per gli altri. Vegliate. La parola di Dio è sempre aggiornata. È la parola di Dio. Paolo ci lascia questo brano perché sapeva quello che poteva succedere in quella chiesa lì, nell'Asia Minore. E Dio ha lasciato questo brano perché sapeva che le chiese sparse per questo mondo stavano per soffrire le stesse cose. Vegliate. Perché la Chiesa di Dio è stata acquistata per il prezioso sangue di Cristo. Tu sei prezioso, preziosa. Tu sei unico. Tu hai un valore che tu non puoi neanche immaginare. Tu sei stato acquistato per il sangue prezioso di Cristo. La persona al tuo fianco, anche questa è stata acquistata per il prezioso sangue di Cristo. Proteggi questa vita. Ami. Che tu sia pronto a morire per questa persona. Nostro Padre, o quanto importante noi siamo ai Tuoi occhi. Quanto di valore che noi abbiamo davanti a Te. Cristo Gesù è andato sulla croce senza peccare. Per amore a me, per amore a noi. Cristo Gesù è andato sulla croce e ha portato lì tutti i nostri peccati e ha versato un sangue, versò un sangue puro per me. In quella croce Cristo conquistò la mia vita e acquistò la mia vita. Grazie, oh Padre. Nonostante un peccatore che io sono, il tuo sguardo d'amore per me. Sono amato. Il nemico vuole distruggere tutta questa opera, ma io non posso permettere. Io non posso permettere che succeda con mio fratello, con la mia sorella. Devo proteggere il gregge di Dio. Io ti ringrazio, Padre, per questo gregge che è qua. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Staremo celebrando la cena del Signore adesso.
E mentre tu prendi il pane, il cálice, ricordati del corpo di Cristo per te. Il momento della cena non è pensare negli altri, è pensare in me, nella mia vita. Così tu prendi adesso il pane, il cálice, e quando tu avrai il pane in mano, ricordati un sangue sulla croce trafitto, sofferente. Quando tu prendi il cálice, ricorda il sangue, l'acquisto, sangue puro, per te. È la dimostrazione do amore di Gesù. Così in questo momento staremo prendendo il pane e il cálice e celebriamo. Se tu già hai vissuto un'esperienza con Cristo, la esperienza da cena adesso è per te. Se tu non ce l'hai Cristo nella tua vita, non avrà significato. Ma se tu ce l'hai, è per te. Perciò che la Bibbia dice che ogni volta che ci raduniamo, celebriamo e facciamo questo, un riconoscimento e la liberazione di Cristo. I diaconi che devo dare un appoggio adesso potete venire e loro porteranno adesso i vassoi e voi potete prendere il pane e il cálice. In quel momento tu puoi prendere il pane e il cálice e comincia a pregare per la tua vita. Se tu vuoi cantare, cante, ma se tu vuoi in questo momento stare in silenzio, vuoi stare in silenzio. E staremo vivendo questa esperienza della cena del Signore. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei Signor. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei Signor. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, gloria e dei re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come il tuono, splendi maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei santo solo Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, gloria e dei re. Tutto
Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta lode Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. C'è qualcuno che non ha preso pane, o cálice? Tutti avete preso? Aspettiamo qualche. Che in questo momento possiamo celebrare non da solo, ma con la persona vicino a te. Noi staremo mangiando, staremo bevendo, ma prega con questa persona dopo. Perché dobbiamo prendere cura uno degli altri. Abbiamo bisogno di questo. Che tu possa oggi sentirsi protetto dal Signore Gesù, dalla presenza di Dio, con la presenza di Dio, ma tramite le persone che sono intorno a te. E questa protezione. Così possiamo vivere questa esperienza. Avete preso? Mangiamo adesso pane. Possiamo celebrare questo momento la cena. Stia vicino con la persona. Grazie, Padre, per questo pane che possiamo ricordare il corpo di Cristo per noi. Sofferenza per noi. Amen, Signore. Prendiamo il cálice, beviamo e prega insieme con la persona vicino a te. Momento che possiamo bere e ricordare il tuo sangue. L'acquisto ha versato un sangue per me e adesso siamo stati purificati. Non c'è nessuna accusa contro me, non c'è nessuna accusa contro di noi, perché c'è il sangue di Cristo Gesù. Il diavolo viene per fare delle accuse, per distruggere. Ma Cristo Gesù mi fa ricordare che io sono stato perdonato, amato. E adesso, Padre, io sono libero per adorarti. Grazie, Padre, che io sono libero oggi in te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi in questo momento di lotta. Delle decima, il momento della consacrazione, e mentre il nostro diacono raccolgono i calici in questo momento, possiamo fare in questo momento, portare le decime, le offerte, a nostra responsabilità come Chiesa, alla opera del Signore. Se tu sei membro, tu sai di questa responsabilità, perché noi paghiamo gli affitti e le bollette ogni mese, ok? E così ringraziamo Dio perché grazie a Dio un bellissimo mese di settembre, ma non si ferma, dobbiamo continuare sempre con gioia a contribuire al Signore. Facciamo questo con gioia e cantiamo. Quale cantico? Voglio lodare te. Voglio lodare te. Mentre cantiamo facciamo questo momento di raccolta di offerte.
Potete accomodarvi? Noi come Chiesa oggi abbiamo un privilegio molto bello. E per me è tanta gioia quando noi presentiamo un bambino, una bambina ao nosso Signore. E oggi Valentina è qua con noi. Valentina, vieni qua da sola. Io penso che lei non riesce, no? I genitori possono venire, sì. Ok, oggi c'è Valentina con noi. E è una grande gioia per noi come Chiesa. Oggi quando presentiamo davanti al Signore questa vita. È nata quale giorno? 10 giugno? Ok, così 10 giugno, prossimo anno c'è una festa per tutta la Chiesa. Ok, e è una bella gioia per noi. E noi perché presentiamo un bambino? Perché è stato come Gesù. Gesù quando è nato è stato portato al Tempio per essere presentato. E dopo quando Gesù è cresciuto è stato battezzato. Nonostante che non serviva perché lui non aveva peccato. Ma lui ha deciso anche di essere battezzato perché guardava la croce per noi. Perciò che un bambino noi presentiamo al Signore. E come è successo com Gesù. E oggi nós stiamo apresentando com a Valentina com tanta questa gioia assieme ai genitori. Vieni con me? Ah, ok. E quando i genitori vogliono andare in cinema o ristorante, può venire a casa mia, io e Yassi prendiamo cura, ok? Ok. Va bene. Che bella, ok? Io porto a casa oggi, va bene? Ok, possiamo pregare? Se tu vuoi stare in piedi, questo momento è molto importante, è molto bello, perché stiamo presentando Valentina al Signore. Nostro Padre, siamo qua questa mattina, in questo momento, a celebrare, a ringraziare. La vita di Valentina appartiene a te, è tua. Stiamo in questo momento consacrando, Padre, questa vita a te. I suoi genitori hanno deciso, Padre, che questa vita sia consacrata per te e che lei possa crescere, Padre, ti amando, ti desiderando e vivere questa bella e grande esperienza con te. Benedici questa vita, Padre, è tua, è nelle tue mani. La protegga, Padre, e che lei possa sentire sempre il tuo sostegno e la tua grazia. Grazie, Padre. Consacriamo a te, è tua, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Di solito eu sempre ripasso adesso ai bracci dei papà, perché è il papà che deve prendere la responsabilità di insegnare a Valentina chi è Gesù. È con te. Ok. Oh. Non voglio restare a casa mia quando andate in un ristorante o cinema. Ok, che Dio vi benedica. Amém. Ok. Potete accomodarvi. E dopo potete fare una festa con loro, ok? Andiamo a pizzeria, mangiamo una pizza tutti insieme, no? Ok. Dio benedica. Ok, stiamo finendo il nostro culto. Tu che sei con noi oggi la prima, seconda volta, che Dio ti benedica. Grazie della presenza, è bello stare insieme oggi con la Chiesa di Dio. Ieri eravamo a Belluno, anche una bellissima celebrazione là. È stato bellissimo vedere la Chiesa praticamente piena con un gruppo di donne, no? Una bellissima celebrazione oggi qua con noi. Grazie a Dio. Grazie alla tua presenza e che possa sentire sempre questa grazia. Li avvisi, convegno di coppia. Penso che stiamo sono qua? Ok. Ok, o White Party sarà 31 di ottobre alle 19:30 e a una velha staremo con preghiere, stare insieme ai giovani e adolescenti qua, così questo 31, perché il giorno 1 di novembre è un giorno festivo, ok? Non si lavora, non si studia, ok? Così portate i vostri figli a stare qua e staremo in preghiera. Tanta gente in questo giorno starà celebrando Halloween, sappiamo il significato e noi stiamo qua per Cristo Gesù, ok? E facciamo questa festa per Cristo Gesù, ok? Venite qua di bianco. Convegno di coppia, praticamente oggi le ultime iscrizioni. Patrizia, dov'è? Ok, ali, anche Clélia qua, ok? Così stiamo lì per prendere le iscrizioni. Se tu ancora pensa di andare, per favore, oggi dobbiamo già prendere i vostri nomi e portare all'albergo. È urgente questo. E c'è per spazio per i figli, tutto sistemato. Abbiamo più di 30 coppie, grazie a Dio, un bellissimo gruppo, ok? Va bene. Gli altri avvisi? Sì, ce n'è. Dove c'è il Winter Camp?
c'è nell'avviso. Ok, o intercambio è 26, 27, 28, 29. Ah, c'è Emerson qua davanti. Non ti avevo visto. Sì, c'è la... Ok, Emerson. Buongiorno Chiesa. Allora, un avviso importantissimo per coloro che fanno parte del gruppo di Lode, il Ministero Lode. Il 15 ottobre noi abbiamo un appuntamento importantissimo perché avremo la possibilità di stare insieme e confrontarci anche quello che riguarda il Ministero Lode, perché non riguarda soltanto venire qui davanti, cantare, suonare perché siamo bravi o perché sappiamo cantare, c'è tutto un lavoro indietro da fare, quindi noi teniamo importante la informazione, ma soprattutto la formazione di ciò che facciamo, perché siamo specchi qui davanti e non si tratta solo di cantare e suonare, ma sì di portare avanti il messaggio di Cristo, soprattutto con il nostro corpo, con la nostra testimonianza, no? Al di là, di fuori della Chiesa. Quindi vi ricordo, mettete nell'agenda il 15 ottobre dopo il culto, poi vedremo altre informazioni perché forse ci sarà anche un pranzo da vedere ancora. Ok? Un abbraccio forte, grazie. Amém. Io vorrei ringraziare, io sono stato qua venerdì sera, no? E questo gruppo di adolescenti e giovani hanno fatto una prova della lode che a me mi ha colpito tanto. 2 ore loro hanno provato 2 canzoni. Io ho detto a loro, è stato bello di vedere, quanto è bello vedere i nostri ragazzi qua servindo al Signore. Amém. Dio vi benedica. Oh, Walter, tra poco Walter mi uccide. Noi abbiamo la Chiesa Ente Ecclesiastico Chiesa Battista Agape, ma abbiamo anche una associazione. Ossia, quello che o ente ecclesiastico riesce a fare, facciamo. Quello che non riusciamo come ente ecclesiastico, c'è un'associazione all'interno della Chiesa, che cammina assieme alla Chiesa. E questa associazione, o Walter è presidente, e ci sono delle attività che noi facciamo dentro di questa associazione. Così qualche informazione potete parlare con Walter, che è il presidente, e anche iscriverti a questa associazione, perché sono tante attività inerenti a questa associazione. Così ogni anno noi facciamo l'iscrizione per i soci e per il servizio che questa associazione fa. Un esempio, questa sala non potevamo affittare al nome della ente ecclesiastica, ma nel nome della associazione. E è la burocrazia italiana che tante volte noi non riusciamo a capire. Io penso che neanche gli italiani tante volte capiscono, no? Ma è questo modo. Così abbiamo un'associazione che lavora insieme alla Chiesa, non è una concorrenza, è assieme, e è questo lavoro che noi facciamo sempre insieme. Associazione e l'ente ecclesiastico Chiesa Battista Agape Ocebe Treviso, ok? Così qualche informazione, era penso una volta questo, ok? Mi sono dimenticato. Carissimi, buona domenica a tutti, che Dio vi benedica, grazie.